What did you do? Yeah, I was passing by. Questa mattina intorno alle 8 stavo per iniziare il mio turno al lavoro quando ho sentito da lontano un grido di donna provenire da sotto un ponte che stavo attraversando per arrivare in fabbrica. Ho visto che stava annegando dentro un canale e le persone delle aziende circostanti che si trovavano lì non potevano intervenire. Non ci ho pensato due volte e ho saltato la recinzione in metallo per cercare di raggiungere la donna e metterla in salvo. Lui è Cerno Jallow, 23enne gambese, che questa mattina è riuscito a mettere in salvo una donna di 44 anni in zona industriale di Colle Umberto, finita con la sua auto all'interno di un canale dell'acqua, per poi venire trasportata dalla corrente per oltre 50 metri più avanti. Se Jallow non fosse prontamente intervenuto, la donna non ce l'avrebbe fatta. I take my jacket. Ho praticamente tolto la giacca che indossavo e gliel'ho lanciata in modo tale che potesse aggrapparcisi, ma purtroppo la giacca era troppo corta. Allora ho deciso di riscavalcare le barriere in metallo e chiedere aiuto ai passanti affinché chiamassero il 118 e io potessi continuare ad aiutare la donna in estrema difficoltà. Una volta ritornato ad aiutarla, ho visto che la donna aveva raggiunto dei gradini sotto al ponte dove aggrapparsi, così mi è risultato più facile tirarla fuori dall'acqua e metterla in salvo. Una volta messa in salvo, la 44enne, che si trovava in uno stato di shock e in ipotermia, è stata trasportata dal personale del SUEM 118 all'ospedale di Conegliano per accertamenti e al momento presenta lievi ferite. Sul luogo sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto e i carabinieri. Un vero e proprio gesto eroico quello di Jallow, che è riuscito a scongiurare la tragedia. Se Dio non mi avesse dato la possibilità di trovarmi in questo posto, in quel preciso momento, non avrei potuto aiutarla. So io prendo tutti per Dio.